Amici di Isola Verde, oggi il nostro racconto, la nostra troupe ci porta nel cuore della Valle dei Templi. Pensate che oggi qui siamo veramente immersi nella storia e voglio raccontarvi un capolavoro dell'agricoltura italiana. Oggi vi racconto un'uva, ma non è un'uva qualunque, è l'uva IGP di Canicattì, che ha una storia antica e allo stesso tempo moderna, con un consorzio che diciamo nella sua ultima storia nasce nel 2024 e che sta affrontando delle sfide veramente importanti. Vi racconteremo quest'uva, ne parleremo con l'agronomo, parleremo col presidente, il vicepresidente del consorzio e poi c'è una sorpresa finale che vi lascerà a bocca aperta. E allora non vi resta che mettervi comodi e seguire questa puntata di Isola Verde con un focus molto bello, oggi sull'uva da tavola di Canicattì. Ci addentriamo nel racconto di un prodotto che non è soltanto un prodotto buono, che non è soltanto un prodotto salubre, ma che è un prodotto che racconta una fetta di territorio importante della Sicilia. E cominciamo questo racconto proprio con il presidente del consorzio, che è Marcello Losardo. Presidente, benvenuto a Isola Verde. Grazie a voi, siete qua. Intanto grazie della disponibilità, grazie per averci ospitato in luoghi così belli, così evocativi. Le chiedo immediatamente, quando parliamo dell'uva di Canicattì, parliamo di un'uva che viene coltivata, che cresce in che zona della Sicilia? Allora, l'uva da tavola cresce a cavallo delle due province, Agrigento e Caltanissetta, abbraccia 25 comuni. L'uva da tavola si inizia a raccogliere nella prima decade di agosto nelle zone litorali, quindi nelle zone marine come Licata, Falconara, Palma e Montechiaro. Poi andando avanti si sale in collina nelle zone di Canicattì, Serra di Falco, Naro, che è la zona collinare più tardiva, quindi l'uva si raccoglie di fine settembre fino ad arrivare anche dicembre e se le condizioni climatiche permettono possiamo raccogliere anche la prima decada di gennaio. Eccola qui, è meravigliosa davvero. Il consorzio, Presidente, sicuramente rappresenta un punto di incontro e anche un grande punto di forza per i produttori, ma ha una storia antica, no? Quando comincia la storia del consorzio? Il consorzio viene riconosciuto nel 1997, la comunità europea dà l'indicazione geografica protetta grazie alla storicità dell'uva da tavola che si produce da tanto tempo e poi grazie alla croccantezza, la brillantezza e il sapore e l'aroma di moscato che la comunità europea attribuisce questo contributo. Dal 97 poi passa qualche anno, si arriva addirittura al 2004-2005? Sì, viene riconosciuto dal Ministero e poi dopo lunghi anni, tanto lavoro, nel 2024... luglio del 2024. Luglio del 17 luglio 2024, proprio il 17 diciamo c'è chi porta sfortuna, in questo caso ha portato fortuna. Quindi il Ministero dà l'IGP all'uva da tavola, quindi ora il nostro consorzio che ha ben 36 soci, dove ci sono 24 aziende agricole e 12 convenzionatori che convenzionano a marchio IGP. Qual è la cosa più complicata che da consorzio fate? Cioè, quali sono le difficoltà che state vivendo, le sfide che state affrontando in questo periodo? Allora, come lei sa bene, adesso con l'abbattimento delle barriere doganali, quindi la grande concorrenza dei paesi mediterranei, stile Egitto, Tunisia, Marocco, che l'uva arriva senza problemi perché loro possono produrre a costi bassissimi, mentre noi abbiamo dei certi costi da affrontare. Infatti noi soci abbiamo lo scopo di promuovere il territorio e grazie alle pagine web e grazie anche alle fiere il consorzio stiamo spingendo di promuovere proprio il territorio e fare conoscere proprio ai consumatori di dove arriva l'uva tramite il bollino dell'IGP. Certo, eccolo qui. Questo è un po', come amo dire sempre io, no? La carta d'identità dell'uva ed è quello che ci dà sicurezza, è quello che dà sicurezza al consumatore, che certifica la bontà del prodotto che io ho tra le mani, ma che certifica anche il grande lavoro che c'è alle spalle da parte del consorzio, che è un lavoro di studio, un lavoro di competenza, che è fatto veramente da tantissimi uomini e donne di buonissima volontà. C'è da dire però, quando poi si guarda questo grappolo d'uva, questo che ho tra le mani, che ci sono delle caratteristiche che la rendono assolutamente unica, a partire dal colore, passando per la pezzatura dell'acino, al di là del gusto. Questo è veramente motivo del vostro orgoglio, Presidente.
Sì, 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 infatti siamo orgogliosi a fare il nostro mestiere e quindi produrre bene, rispettando del disciplinare che la Regione Sicilia ci impartisce, Certo. quindi è abbastanza rigido, ma noi produttori è lo stimolo di fare un buon lavoro e fare una buona qualità, in modo che la gente possa mangiare sana. Marcello, io le chiedo a tutti i giovani, no? I giovani che, la faccio spesso questa domanda, che oggi acquisiscono competenze, che a un certo punto hanno il dubbio di continuare a vivere in questa terra o andare via. Lei che cosa si sente dire? Lei è ottimista, glielo dice a questi giovani: restate nel territorio di Canicattì, in queste province, in queste città a coltivare l'uva? Noi siamo fortunati che viviamo in una terra ancora vergine, quindi una terra ancora tutta da scoprire, dove grazie alla voglia e il coraggio che abbiamo, anzi il primo coraggio di andare in banca, andarci a fare un prestito e portare avanti le spese, a affrontare l'annata. Quindi noi quando troviamo poi un prodotto buono e sano, e poi viene valorizzato sulla pianta, quindi questo per noi è un grande orgoglio. Io spingo ai giovani di dire: restate qua, investite, producete anche voi, perché dal chicco non c'è soltanto che si consuma come fresco, ci sono altre alternative da sfruttare ancora con l'uva. Si trasforma, si può trasformare e si continuano a raccontare storie bellissime. Presidente, grazie della sua disponibilità, grazie di questo entusiasmo. Io poi, ve lo sapete, amo provarle le cose, lo dico anche per il mio regista, per i nostri tecnici che sono qui. Ne assaggio uno, ma per tutti loro, perché è veramente buono, è veramente salubre ed è veramente straordinario avere tra le mani e gustare un chicco di quest'uva, che è l'uva da tavola di Canicattì. Ci ha raggiunto un dottore agronomo, il dottor Vincenzo Di Piazza, al quale sono particolarmente grato della sua presenza di Isola Verde. Benvenuto, dottore. Grazie, grazie a voi, bentrovati. Dobbiamo cercare di scoprire un po' di più, di saperne un po' di più sulle caratteristiche dell'uva di Canicattì. Intanto ci troviamo in questo posto bellissimo, in questo punto bellissimo alle nostre spalle c'è un piccolo vigneto, che è un vigneto che ha la sua storia, perché ha all'incirca 20 anni, anche se ovviamente questo non è periodo di raccolta di uva, quindi i grappoli che vediamo, che intravediamo, sono particolarmente piccoli, però già è bello evocativamente pensare quest'uva che cresce qui. Certamente, è ubicato in un luogo straordinario, ha una certa età, come diceva lei. Il valore comunque importantissimo è il simbolo. Certo. Sì, dicevamo di questa uva che viene coltivata nel territorio del Canicattinese, certo, a cavallo tra le due province di Agrigento e Caltanissetta. Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto... Ecco, quali sono le caratteristiche che rendono questo prodotto così buono e così amato, sì, un po' dappertutto? Direi che uno degli aspetti fondamentali è la croccantezza, che deriva dalla componente calcarea dei terreni che caratterizzano in linea di massima questo territorio, ma anche dal sapore, dall'elevato grado zuccherino, e questo è un aspetto che è normato e disciplinato nel disciplinare appunto. Quindi alto contenuto di zuccheri, ma anche il gusto di moscato, che deriva da uno dei genitori, il moscato d'Amburgo. L'altro genitore è l'Abicane. La varietà è stata costituita dal professor Alberto Pirovano e ha avuto e continua ad avere una grande importanza per questo territorio, appunto perché ha dimostrato una certa resistenza, sì, e consente una raccolta molto ampia dal punto di vista del calendario, del tempo, appunto perché viene coltivata in zone più precoci, penso per esempio al territorio di Palma Licata, sì, fino all'entroterra del Nisseno o del Canicattinese. Mi diceva che addirittura si arriva fino a gennaio. Sì, sì, e questo è previsto
Sì, si può arrivare fino alla prima decade di gennaio, perché appunto la varietà è in grado di resistere, ovviamente con le opportune Certo, misure, attenzioni, attenzioni, sulla pianta. Quanto è un vantaggio questo? È un vantaggio importante? Beh, guardi, è un vantaggio importante dal punto di vista del mercato, perché oggi lo scenario, diciamo, del mercato è cambiato, perché nel frattempo si sono affacciati diversi paesi che prima non c'erano, però l'offerta tardiva è stata, e per certi versi lo è ancora, una quasi esclusiva nostra. Da qui il valore. Quindi era, diciamo, l'elemento identificativo. Certo. Ma a proposito di elementi identificativi, la interrompo, le chiedo anche, quando andiamo a comprare l'uva di Canichetti, come facciamo a riconoscere? Cioè, abbiamo capito che è un'uva comunque dolce, che è un'uva croccante, sì. Visivamente come la riconosciamo? Com'è questo grappolo? Ecco. Colore, grappolo medio grande, alquanto spargolo, colore giallo paglierino o più intenso, pezzatura media medio grande. Queste sono le componenti. Ovviamente nel caso del prodotto a marchio IGP, certo, vi è un bollino che identifica e certifica. Dico, capite che quando noi vi facciamo questi racconti non vi raccontiamo soltanto qualcosa di buono e di bello, ma vi raccontiamo qualcosa che deve rappresentare il futuro delle nuove generazioni. Quando parliamo dell'uva di Canichetti parliamo di futuro, perché parliamo di un'uva che dà un grande ritorno economico al territorio, parliamo di un'uva buona, parliamo di un'uva sana, ed ecco perché ci piace raccontare a Isola Verde questi prodotti siciliani. Dottore, io la ringrazio infinitamente per questo racconto così preciso e così affascinante, il racconto di Isola Verde in questa puntata speciale continua. Restate con noi. Vi presento il dottor Giovanni Giglia, che è il vicepresidente del consorzio. Benvenuto dottore, benvenuto a Isola Verde. Oggi siamo comodamente seduti in un posto veramente straordinario, ma prima di entrare nel vivo della nostra conversazione le chiedo quanto è importante la salubrità dei territori nei confronti del vostro prodotto uva. Noi vediamo, questa è una giornata ventosa, ma è un vento piacevole, è un vento che è determinante da questo punto di vista, dottore. Assolutamente sì, noi siamo qua sulla costa sud-occidentale della Sicilia, abbiamo il mare sempre davanti e il vento che tutte le mattine soffia dal mare viene verso le nostre aziende, verso i nostri vigneti. E questo è un fattore positivo, perché la nostra aria è sempre, diciamo, pulita, è sempre aria nuova che arriva ossigenata dal mare. E sulle piante ha un grande effetto. I vigneti vengono mantenuti sempre asciutti, ventilati, e questo ci aiuta ad avere una produzione molto più salubre come d'altronde è il nostro territorio. Noi qui non abbiamo industrie, agricoltura e turismo sono fonte di vita dell'Agrigentino, non c'è nulla che possa andare a contaminare la nostra stemma di qualità, no? Ma assolutamente sì, purtroppo è da un canto una pecca, perché, diciamo, non è un territorio ricchissimo. Però dall'altro diciamo la natura è ancora un territorio che punta volta la propria ricchezza su altro, e non è male. Assolutamente sì. Diciamo che l'uva e la frutta e il vino hanno fatto tanto per il nostro territorio. Canichetti è una città che è stata sempre molto avanti economicamente grazie ai terreni fertili e al saper fare del territorio. Senza dimenticare la posizione, che storicamente era davvero un porto per tutto ciò che arrivava e diventava poi il primo punto di approdo dalla Sicilia nel resto, come d'altra parte è oggi nel resto del mondo. Dottore, lei rappresenta i produttori all'interno del consorzio, le chiedo quanto è importante il consorzio per voi produttori. Ma vede, il consorzio per noi è il punto di aggregazione, è il punto nel quale scambiarci le informazioni, è il punto che deve assolutamente far conoscere il nostro prodotto in un mondo che è cambiato completamente dal punto di vista del consumo. Nei decenni passati, parliamo anni 70 e 80, quando c'è stato il boom dell'uva da tavola a Canichetti, la maggior parte del prodotto veniva venduto nei grandi mercati generali in giro per l'Italia, per la Francia, quindi c'erano rapporti personali. Oggi
l'80% del prodotto invece viene veicolato tramite le grandi piattaforme, tramite la GDO. Di conseguenza il rapporto è completamente diverso. Prima c'erano tanti piccoli commercianti di uva che conoscevano un mercatista a Parigi e si muovevano da soli. Oggi il mondo è cambiato completamente. E questa probabilmente è la forza che vi fa apprezzare fuori dall'Italia, perché parlavamo di grandi numeri ad esempio in Francia, ma anche in Polonia, è un'uva che è apprezzata non solo dagli italiani. I francesi vogliono la nostra uva matura, deve essere matura, vogliono un grado Brix elevato e poi se non è di pezzatura eccessiva, l'importante è il sapore. L'importante è il sapore. E io vi dico, questa caratteristica è veramente data al territorio. Noi qua, a parte il fatto che siamo sul mare e sulla montagna e quindi raccogliamo sempre al momento giusto, perché si comincia a mare e progressivamente siamo si ai primi d'agosto a raccogliere proprio sulla spiaggia e via via, settimana dopo settimana, si va arretrando. E poi noi abbiamo una caratteristica che è una mia convinzione non fondata su ricerche scientifiche, almeno oggi. Noi qua siamo nella terra delle zolfare, siamo nella terra di Pirandello, lo zolfo presente nelle nostre acque, nei nostri terreni, dà un aroma particolare. Come diverso è il nostro Nero d'Avola nel comprensorio delle zolfare, ed è completamente diverso, chiedetelo agli enologi, il nostro Nero d'Avola è diverso, così è diversa la frutta, ha un sapore più marcato. Distinguibile. Assolutamente sì. Dottore, grazie, è stato molto chiaro, è stato veramente coinvolgente in quello che ci ha raccontato e tante volte io quando magari vi racconto i luoghi vi dico adesso dovete essere voi ad andarla a scoprire il luogo. In questo caso vi dico adesso dovete essere voi ad assaggiarla se ancora non l'avete fatto l'uva di Canicattì, perché come abbiamo capito fino a questo momento, ma continueremo a spiegarvelo e a raccontarvelo, è un'uva veramente speciale, un'uva che racconta la passione, il lavoro di questi agricoltori che cominciano, come diceva giustamente il dottore, a raccogliere davvero sul livello del mare progressivamente, settimana dopo settimana, con queste tecniche anche antiche, anche tradizionali, risalgono così che l'uva possa essere sempre raccolta al momento giusto. Ma il nostro racconto oggi continua, ancora ho tante sorprese da svelarvi e una alla fine che è una ciliegina sulla torta, anzi direi un acino d'uva sulla torta. Seguiteci. Amici di Isola Verde, quando un prodotto così buono incontra un'eccellenza come chef Pietro Latorre, benvenuto a Isola Verde, Pietro. Benvenuto, grazie tantissimo, grazie tantissimo, è sempre un onore. È un piacere per noi ospitarti. Un piacere immenso quando ci sono questi incontri il risultato è sicuramente un risultato di grandissimo successo, perché oggi abbiamo invitato Pietro Latorre proprio per capire come si può interpretare un prodotto dolce, caratteristico come l'uva di Canicattì in un piatto salato. E tu ci hai fatto uno studio? Sì, c'è stato uno studio perché qualche anno fa insieme col consorzio abbiamo iniziato un'attività che è un po' terre d'uva, dove la mia ricerca è stata un po' inserire nel salato la parte di uva, però quello che era per me fondamentale è un po' di utilizzare un po' prevalentemente lo scarto. Ecco. E lì abbiamo raggiunto degli obiettivi importantissimi, perché come l'uva per me nasce da fine pasto, o l'abbini al massimo l'abbini su un dolce, perché ha una sua caratteristica, una sua consistenza, una sua dolcezza e tutto il resto. Dico, per poterla abbinare su un salato bisogna inserire una contaminazione di altri ingredienti, perché noi dobbiamo dare che sia la parte sapida, che sia la parte acetosa, che sia la parte un po' agrumato, ecco, che sia la parte piccante. Quindi tante componenti diverse tra loro. Che messe insieme, che io dico sempre una contaminazione di tanti ingredienti messi insieme per dare un equilibrio al piatto. È come l'orchestra, no? Tanti strumenti diversi tutti assieme, che dopo i piatti sono questo qua, che dopo c'è una ricerca, perché dopo alla fine noi parliamo sempre uva da tavola, IGP Canicattì, ma in questo modo noi cerchiamo in qualche modo di rappresentare il territorio, di ciò che troviamo nel territorio in automatico. E qui davvero abbiamo un chiarissimo esempio di quanti prodotti del territorio tu hai trovato. Questo è un gamba rosso di Licata, perché questo è il periodo del gamba rosso, straordinario, ha una consistenza, una dolcezza, una croccantezza un po' straordinaria qua. Qua abbiamo fatto un'estrazione di uva, nel senso qui prima abbiamo fatto un osmosio di uva e mele Smith.
Le mele Smith mi hanno dato la possibilità di far sì che l'estratto di uva non si ossida, rimane bella, un colore strepitoso. Qui invece abbiamo creato un po' una caponata, diciamo più peperonata, ecco, in questo modo qua, perché alla fine viene definita una caponata messinese, però è una peperonata, dove noi abbiamo fatto la caponata, abbiamo nient'altro che tolto le melenzane, abbiamo fritte il peperone, abbiamo fatto questa peperonata. Qui abbiamo invece fatto una fermentazione di fighe d'India, la parte acetosa che mi serve in questo piatto. Come è molto profumato e molto acetoso. E ti dà quella spinta al piatto Bravissimo, che poi diventa inconfondibile. Qui abbiamo la polpa la buccia di arancia, è stato sbollentato per 7 volte, sempre con shock termico, in acqua, scambiando sempre l'acqua in continuazione. Abbiamo messo una purea di mele all'interno, abbiamo messo all'interno del passion fruit all'interno, abbiamo messo il succo di arancia all'interno, abbiamo creato questa polpa, questo succo di arancia, questa nota leggermente amarettata. E alla fine abbiamo dato quelle che rappresenta un po' la Sicilia e un olio al basilico, quella nota di freschezza, quella nota di profumo, quella nota che ci rappresenta un po' la Sicilia e tutto questo qua. La parte acquosa dell'uva abbiamo creato una gelatina di uva, questa qua. Cioè, diciamo che qui abbiamo una grossa percentuale che abbiamo uva, ma ho dovuto dare, per me era fondamentale dare un equilibrio, perché nell'assaggio in continuazione per me c'è qualcosa che era squilibrato. Allora piano piano abbiamo creato un piatto dove per me è fondamentale l'equilibrio del piatto. Intanto inizio materialmente a lucidare i miei gamberi. Io guardo molto interessato, lo sapete. Qui andiamo a assemblare il nostro piatto. Qui iniziamo un po' il nostro mosaico. Perfetto. Allora, qui abbiamo, in primis abbiamo noi quella parte che definiamo l'estrazione di uva in osmosio. Colore bellissimo, tra l'altro. Sì, un colore straordinario. Naturalmente questa qua ci ha dato la possibilità, attraverso una ricerca, di creare un po' questo colore con un prodotto naturale, perché la naturalezza, se noi riusciamo una cucina naturale, diciamo, dal mio punto di vista è molto molto più superiore. E la cucina naturale i colori si possono estrapolare anche attraverso altri ingredienti. In questo caso la mela Smith mi ha dato questa possibilità. Questa invece è la nostra peperonata, dove ho messo un po' di peperonata. Devo dirvi, queste salse hanno un colore straordinario, perché sono lucide, sono tirate al punto giusto, è veramente... Queste sono tutte salse che sono state, vengono preparate e vengono passate nell'estrattore. Tutte le salse sono questo estrattore. Qui, tranne che questa qua, questa abbiamo la fermentazione di fighe d'India. Abbiamo quella nota acetosa qua che serve in questo piatto. Devo dirvi, si sente anche dal profumo, arriva proprio forte il profumo di questa nota di aceto. Qui abbiamo la nota agrumato, però la nota amara, diciamo, di questo piatto. Vi rendete conto che è un piatto che nella sua semplicità è complessissimo, quindi è un piatto che richiede studio, che richiede ricerca, che richiede, secondo me, chef, anche tanti tentativi, no? Sì, tanti tentativi, perché il piatto e l'equilibrio le devi dare te. Certo. Non c'è, nel momento in cui tu crei l'equilibrio vai a codificare il piatto, certo. Però nella ricerca tante volte lo cambia in continuazione. Sono dei tasselli che devono andare sistemati. In continuazione, se no non ha senso. Allora, diciamo che la cucina, la filosofia di cucina, c'è la cucina che io prendo un prodotto, lo vado a cucinare, lo metto al forno e dopo... Certo. È quello. È quello il discorso. Questa, diciamo, è una cucina un po' tecnica, nel senso che ogni ingrediente ha le sue tecniche, queste sono fondamentali. Ma quando tu fai le prove nella semplicità e inizi a assaggiare una cucina un po' più tecnica non vuol dire sofisticato o complicato. Certo. Tecnica è entrare seguire determinati passaggi. Bravissimo, oppure entrare nella materia prima per estrapolare il meglio di se stesso, abbinando con altri ingredienti. È la stessa cosa quando ci vestiamo. Quando ci vestiamo ci mettiamo... Gli abbinamenti dei colori. Dei colori. Il pantalone con la scarpa o la cravatta con la camicia. La cucina è la stessa identica completamente. Qui abbiamo questa nota di il basilico, l'olio al basilico.
Qui abbiamo sempre, questa è una dell'uva in osmosio. Questa abbiamo l'uva. Vedere lavorare lo chef è È come vedere un pittore che sta dipingendo, no? E con il proprio pennello dà il tocco di colore giusto. E qui abbiamo noi Eccola qui. la nostra gelatina. Ma che... E qui alla fine andiamo a decorare un po' con i nostri piccoli germogli, questo qua. Incredibile davvero. Chef, sei troppo bravo, ma lo sappiamo, non scopriamo nulla di nuovo, Pietro. Diciamo che ci sono l'entusiasmo per la cucina con sé. Io sono 52 anni che faccio questo lavoro Che meraviglia. e sono tantissimo, però avere lo stesso entusiasmo in continuazione per me è un senso di orgoglio, ma trasmettere questa cosa anche ai giovani sarebbe una cosa straordinaria. Bello, fondamentale. Questo, diciamo, è il nostro piatto. Alla fine Sì. abbiamo creato naturalmente sempre Sì? con l'estrattore di uva, abbiamo messo all'interno un po' di gin, un po' di ghiaccio, e questo serve materialmente, alla fine che hai assaggiato questo piatto, ti bevo questo estratto Abbiamo di anche uva. l'abbinamento perfetto. Bravissimo, un piccolo cocktail leggero questo, e ti dà sempre la pulitura e l'equilibrio perfetto di questo piatto. Quindi di boccone in boccone, sorseggiando questo cocktail, la nostra bocca è sempre pronta ad accogliere un morso nuovo, ad accogliere questo piatto che, credetemi, racconta veramente di tecnica, racconta di storia, racconta di territorio. Grazie infinitamente allo chef. Grazie Pietro, è sempre un piacere fare le cose con È un te. piacere sempre mio, grazie tantissimo, grazie. E abitualmente a questo punto del saluto vi dico che il racconto continua, ma non abbiamo terminato ancora perché, chef, perdonami, ma è No, giusto che il conduttore, questo è un lavoro duro Questo e qualcuno lo deve fare, Sì. e quindi è giusto che il conduttore assaggi. Guardate, cerco di prendere Bravissimo, quanto tutto più bravissimo, possibile bravissimo di questo tutto qua, quello vedete. che c'è. Ah. Andiamo. Ti fa viaggiare. Ora ve lo posso dire, il racconto continua perché io questo lo finisco tutto. Restate con noi, con Isola Verde, grazie chef. Amici di Isola Verde, ci sono esperienze che meritano di essere raccontate e io ho il piacere di viverle per voi. Oggi ci troviamo a Mazzarrone e sto per raccontarvi qualcosa di veramente magnifico. L'uva IGP di Mazzarrone ha una storia veramente molto antica. Pensate, qui si comincia già dalla fine dell'Ottocento, ma la vera svolta arriva negli anni '80, quando grazie all'intervento dell'automazione, grazie all'intervento intelligente dell'uomo, quest'uva diventa un brand veramente straordinario. Oggi vi racconteremo l'uva, vi racconteremo il consorzio, vi racconteremo il conferimento dell'IGP nel 2003, ma soprattutto vi racconteremo di un prodotto siciliano che ormai ha conquistato le tavole non solo dei siciliani, non solo degli italiani, ma di tutto il resto del mondo. Un racconto completo, divertente, ma soprattutto un racconto siciliano nella puntata di oggi di Isola Verde, che ha questo focus speciale su una grande uva da tavola, l'uva da tavola di Mazzarrone IGP. In questi anni l'uva di Mazzarrone IGP è cresciuta moltissimo, è cresciuta a livello nazionale e internazionale, questo grazie ai produttori, grazie a un prodotto che è un prodotto veramente eccellente nella nostra terra e grazie al lavoro di un uomo che è il presidente, il presidentissimo, che adesso vi presento. Lui è Gianni Raniolo ed è presidente del consorzio. Gianni, benvenuto a Isola Verde. Grazie, buongiorno. Intanto grazie per le belle parole, però non è sicuramente merito mio, ma è merito del territorio in cui viviamo. È merito degli agricoltori che coltivano questa bella uva ed è merito appunto di quello che è il clima, quello che ci ha dato, diciamo, nostro Signore e la terra così generosa. È bello quello che dici perché
come capite anche l'umiltà fa di quest'uomo è veramente un grande imprenditore e un grande presidente. Però va detto, Gianni, che da quando lei è presidente sono state intercettate determinate problematiche, sono state capite determinate sfide da affrontare e in questi anni, dal 2012 credo, il prodotto uva di Mazzarrone IGP è diventato non solo un'eccellenza siciliana apprezzata in Sicilia, non solo apprezzata nel resto d'Italia, ma apprezzata fuori. Questo vuol dire che il grande lavoro di squadra che fate è un lavoro che vince. Sicuramente sì. Noi dobbiamo essere attenti innanzitutto a quello che è l'evoluzione del consumatore. Il consumatore che cosa vuole, quindi dobbiamo stare attenti alle nuove varietà. Tendenzialmente ora noi stiamo lavorando tanto su una riconversione varietale perché dalla nostra uva madre, l'uva Italia, perché noi dobbiamo tanto alla nostra uva Italia che ci ha portato ad essere, diciamo, riconosciuti un pochettino in tutto il mondo. Oggi stiamo tendendo ad andare verso le realtà diverse delle uve senza semi. Che sono particolarmente gradite dai consumatori. Sì, il nuovo consumatore, i giovani, anche quel semino gli dà fastidio, quindi sicuramente i consumatori prossimi, futuri sono sempre i nostri figli, quindi, e vediamo che sempre più c'è una ricerca verso queste uve. Noi abbiamo la possibilità di coltivare nel nostro territorio anche queste uve senza semi e quindi stiamo dando ora corso alla riconversione, diciamo, varietale. Non abbandonando quella che è la vecchia invece tradizione dell'uva Italia, della Red Globe, della Vittoria e della Black Magic, perché queste varietà sono tutte varietà che vengono per periodi e vengono quindi in situazioni di maturazione diversa con periodi diversi. Voglio dare anche a beneficio dei nostri telespettatori un paio di informazioni che secondo me sono molto importanti. La prima è che l'uva di Mazzarrone IGP insiste su 2 province, Catania e Ragusa, quindi un territorio molto vasto e nel consorzio ci sono più di 140 produttori, quindi siete veramente tanti. Il consorzio considera che fa parte, il territorio è circa 12.000 ettari e ne fanno parte 6 comuni, sono 3 nella provincia di Catania e 3 nella provincia di Ragusa. Fra Catania il capofila Mazzarrone, poi abbiamo Licodia e Caltagirone. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa noi partiamo da Chiaramonte, Comiso e Acate, quindi è un territorio dove coltiviamo circa 8.000 ettari di uva, di vitigni. Caspita, questi sono dei numeri che ci fanno anche capire la grandezza del territorio e la complessità che ogni giorno devono affrontare i produttori. Sono 3 i tipi di bacca, uva bianca, uva rossa e uva nera. Presidente, ti chiedo, in questi anni qual è stata la cosa più complicata da portare avanti e la sfida più importante che avete vinto? Allora, sicuramente la sfida che purtroppo ancora abbiamo oggi è quella della manodopera, la mancanza di manodopera che ci porta a studiare un prodotto dove dovremmo avere meno giornate di personale, quindi nell'uva Italia noi abbiamo il discorso dell'acinino, che viene fatto l'acinino acino per acino, viene tolto quell'acino piccolo e questo qua impiega tantissima energia, tantissimo tempo e tantissima economia. Nelle uve invece senza semi nuove questo problema non c'è dell'acinellatura, perché sono state studiate per non avere difformità negli acini, e quindi questa qua, diciamo, è una delle cose che già stiamo studiando. Poi per quanto riguarda l'altra cosa, sempre dove lottiamo, è quello dell'aggregazione, perché il piccolo non riesce più a sopperire a quelli che sono i costi di un'azienda che deve essere certificata, che deve essere monitorata, che deve essere seguita. Quindi tentiamo in tutti i modi, o con le OP, l'organizzazione di produttori, o sempre con l'IGP che possa raccogliere più produttori possibili, a creare un grande punto di raccolta per essere, diciamo, più importanti anche a livello della grande distribuzione. Insomma, uno per tutti, tutti per uno, perché poi se le cose si fanno insieme diventano più facili e gli obiettivi si raggiungono più facilmente, anche gli obiettivi che potrebbero essere impensabili. E devo dirvi che di obiettivi straordinari sotto la presidenza di Gianni Raniolo il consorzio ne ha raggiunti veramente tanti. E Presidente, ti auguro ogni bene, grazie intanto per la grande ospitalità, e vedete, un'uva non soltanto buona, non soltanto sana, ma è un'uva bellissima da guardare. E
proprio per questo il racconto di oggi continua, come sempre amo dirvi io, con tantissime sorprese, quindi restate incollati a Isola Verde. Grazie ancora Presidente. Arrivederci, grazie a voi. La forza di un consorzio, senza ombra di dubbio, sono i produttori e in questo caso oggi do il benvenuto a uno di questi produttori così bravi dell'uva da tavola IGP di Mazzarrone. Lui si chiama Giuseppe Metrico. Giuseppe, benvenuto a Isola Verde. Ciao Ruggero. Giuseppe, quanto è importante fare parte di un consorzio per un produttore? È importantissimo perché intanto ci troviamo a Mazzarrone, che il paese è baciato dal sole, e questo e ne abbiamo ci aiuta. testimonianza oggi. E ci aiuta tantissimo per le culture che facciamo. L'uva oggi è diventata per noi un fiore all'occhiello perché dietro l'IGP nasce la passione, nasce il sacrificio e nasce l'attenzione, soprattutto a dare il prodotto finale che abbia tutti i requisiti di dolcezza, di sapore, di colore e che lasci quell'impronta dell'IGP di Mazzarrone. Giuseppe, qual è la tua storia? Perché tu diventi produttore di uva? È una storia familiare, ti sei appassionato? Hai pensato mai nella tua vita di fare altro? No, non ho pensato mai di fare altro perché quello che faccio lo faccio con tanto amore ed è il mio lavoro. Sono nato a Mazzarrone, sono nato nei vigneti, andavo a scuola però mi sentivo stretto perché mi volevo completare e volevo fare un'azienda mia. L'azienda mia a cui scommettermi ogni giorno perché il lavoro che facciamo è una sfida. Bello. È una sfida che tutti i giorni ti mette davanti tanti pali di cui possono essere climatici, possono essere varietali, possono essere di leggi, può essere di tutto. Certo, ogni Tutto. giorno c'è una sfida nuova da affrontare. Però la cosa bella è che quando tu finisci e hai un risultato del genere è solo un orgoglio Certo. di quello che hai fatto. Giuseppe, con te voglio parlare di una cosa molto interessante. Tante volte, no? Si pensa che un'uva bella, che vediamo magari al supermercato, sia un'uva tra virgolette alterata, no? È troppo bella per essere vera, verrebbe quasi da pensare. E invece prima parlando con Giuseppe mettevamo l'accento su una cosa molto importante. L'uva quando è bella e soprattutto quando è di un produttore è un'uva che è controllatissima, quindi questo vuol dire che è un'uva che possiamo serenamente mangiare e fare mangiare ai nostri figli. Senza ombra di dubbio, l'uva che noi stiamo vedendo oggi è un frutto manipolato manualmente, perché dal momento che fuoriesce la gemma dei vigneti, noi seguiamo passo passo tutto lo stato fenologico della pianta, accuratamente e ancora più importante, con le nuove strutture che mettiamo in campo, con il clima che ci aiuta, che è una cosa bellissima, evitiamo di mettere pesticidi, ma ci difendiamo con la difesa di feromoni, con la difesa di insetti utili, che riusciamo a combattere tutto, a portare, non ti dico un residuo zero, ma quasi un residuo zero, perché ogni lotto che andiamo a raccogliere andiamo a fare le analisi multiresiduali per dare sicurezza sul tavolo dei consumatori. E alla fine i nostri figli mangiano un prodotto che è buono, che è sano e che è sicuro, non dimentichiamocelo mai. Giuseppe, grazie veramente per la disponibilità che ci hai dato, per questa chiacchierata e che ci fa capire quanto sia importante la competenza, la voglia, la passione dei produttori, no? Che poi ci mettono del proprio, investono la propria vita proprio su queste vigne e come ci diceva Giuseppe la sua è una storia che comincia da quando era ragazzino ed è un sogno che è diventato realtà. Ma il racconto di questa puntata sull'uva IGP di Mazzarrone, l'uva da tavola, IGP di Mazzarrone continua tra poco. Io do il benvenuto al dottor Gaetano Di Geronimo, agronomo, benvenuto a Isola Verde dottore. Quanto Grazie. è importante oggi la tecnica, lo studio, la scienza quando parliamo, come in questo caso, di uva da tavola IGP di Mazzarrone? Penso che sia fondamentale per diversi motivi. Ormai teniamo presente che il discorso sostenibilità, specialmente per l'uva da tavola da Mazzarrone, è fondamentale. Da anni si parla di sostenibilità e guardando quello che è l'evoluzione dei tempi, non bastano gli agronomi presenti attualmente sul territorio perché necessita veramente
la presenza tecnica, perché si parla di nuove varietà, si parla di nuove fitopatie e tra le altre cose ormai da anni a livello europeo si sono abbassate la quantità di molecole messe a disposizione del produttore, quindi dell'azienda. Certo, sono tanti elementi che poi concorrono e possono diventare pericolosi per il produttore. E quindi mantenere questo equilibrio diventa fondamentale, ma diventa fondamentale perché noi normalmente come tecnici di zona siamo presenti settimanalmente in azienda, spesse volte anche più di una volta durante la settimana, per concordare insieme al produttore quelle che sono le strategie tecniche che vanno dall'utilizzo dell'agrofarmaco nuovo, dalla possibilità o meno dell'irrigazione, quando irrigare, se diminuire, se coprire con i tele, quando coprire, quando scoprire. Quindi c'è un controllo costante. Molteplicità di aspetti e quindi non si può dire che io mi guardo, mi metto a tavolo, mi sto dietro la scrivania e gli dico sì, fai questo, ma non è possibile perché veramente di settimana in settimana le cose cambiano in maniera così repentina che bisogna intervenire. Poi se parliamo di quelle che sono le esigenze della GDO, di quello che ci impone la GDO e quello che giustamente vuole anche l'azienda agricola, quello che vuole l'IGP. Bisogna riuscire a fare confluire le esigenze di tutti. Perfetto. È il motivo per il quale lei prima mi diceva io ai miei figli quest'uva la faccio mangiare serenamente. Perfetto, perché il classico slogan che si sente dire in giro, l'uva è bella, però sicuramente è piena di fitofarmaci, assolutamente no. L'attenzione primaria è proprio quella, l'attenzione nel cercare di utilizzare i mezzi tecnici più idonei per il controllo delle fitopatie, ma nel contempo essere meno impattante e fondamentalmente avere rispetto principalmente del consumatore finale. Cioè, lavoriamo per l'azienda agricola, ma l'obiettivo è quello del consumatore finale. Il consumatore finale è quello che dirà va bene o non va bene, la consumo o non la consumo. Se il consumatore finale non la consuma, ci consumiamo noi, cioè chiudiamo battendo. È vero, ha ragione. E quindi è fondamentale. Passione, competenza, dottore, grazie infinite per la sua testimonianza di un prodotto che, come dicevo prima, è un prodotto buono, è un prodotto sano, proprio l'uva da tavola IGP di Mazzarrone. E poi a tavola la meraviglia diventa realtà e questa cosa capita sempre con Isola Verde. Voglio ricordare come quanto in Sicilia attorno alle nostre tavole con i prodotti siciliani si trascorrono dei momenti veramente belli come quelli che si trascorrono all'interno di questa struttura che oggi ci ospita e io voglio ringraziare il gestore, il direttore Luigi, grazie infinite Luigi Consiglio per l'accoglienza che ci avete riservato. Grazie a voi, benvenuti. Ed è un piacere accogliervi in questa splendida giornata. Grazie davvero, io saluto anche chef Nuzzarello, Salvatore Nuzzarello che è lo chef. Abbiamo declinato l'uva da tavola IGP di Mazzarrone in 1000 modi, oggi vi abbiamo raccontato veramente un'infinità di cose. Qui arriva a tavola perché voi in questa struttura comunque Luigi avete grande attenzione per i prodotti del territorio nei vostri menù, no? Ci piace valorizzare tantissimi prodotti a chilometro zero e siamo qui oggi per raccontare come un prodotto della nostra patria, l'uva IGP di Mazzarrone, possa esaltare i sapori e renderli unici in una cucina straordinaria. Che meraviglia! Cosa hai preparato, chef? Perché io vedo che parti da un'orata, giusto? Partiamo da un'orata, l'abbiamo fatta in due versioni, con una crudo, con una crudité di uva sotto, della salicornia croccante sopra, 2 fili di peperoncino e un po' di olio alla menta per finire il piatto, molto fresco, estivo. Può essere un antipasto questo, giusto? Sì, assolutamente sì. E poi abbiamo provato con un secondo, un filetto sempre di orata, saltato in padella con del burro, dell'uva e un po' di erba cipollina sopra. Che meraviglia! E così, grazie chef Luigi, abbiamo praticamente interpretato l'uva con 2 piatti diversi ma che hanno comunque in comune. L'orata, che è il pesce del nostro mare, la nostra uva, c'è tutto. C'è tutto. A noi piace valorizzare, come dicevo prima, il nostro territorio, quindi partiamo da un pescato stamattina, da un pescato fresco, pescato stamattina nel nostro mare di Scoglitti e per finire l'uva della nostra patria, l'uva IGP di Mazzarrone. Beh, a questo punto voi lo sapete, mi tocca provare, quindi mi
serve una forchetta, mi arriva una forchetta, perché prima di salutarvi devo anche dirvi che tutto quello che noi vi raccontiamo è anche buono. E quindi si va all'assaggio. Allora, raccontami nel dettaglio questo piatto, Luigi. Allora, partiamo da una tartare di orata, appunto l'abbiamo fatta semplicemente a tartare, condita con dell'olio, del sale Maldon e poi per finire una brunoise di uva IGP di Mazzarrone. Una brunoise perché abbiamo scelto di lavorarla in questa maniera per esaltare la freschezza del mare, bilanciata con l'acidità e la sapidità dell'orata. Ecco, secondo me è un bilanciamento che spero mi darai tu. Che Ora te lo dico subito, vediamo. C'è tutto, ma soprattutto devo dirti che il gusto dell'uva dà quella spinta a questo piatto che lo rende veramente unico. Lo mangio con ancora più piacere perché non lo faccio assaggiare alla mia troupe, adesso ne assaggio un altro po'. E invece qui che cosa abbiamo nel questa dettaglio? parte abbiamo un burro demisel, si è assemblato con il filetto della nostra orata fresca pescata quest'oggi, e un succo d'uva, quindi un estratto d'uva e dell'uva lavorata sempre con del burro. E quindi anche in questo caso qualcuno deve fare questo mestiere, è un lavoro duro. Brutto sacrificio quest'oggi che... Ragazzi, grazie chef, grazie Luigi per l'ospitalità. Oggi vi abbiamo dimostrato come un prodotto buono, un prodotto del territorio, la nostra uva, l'uva IGP di Mazzarone, si può perfettamente abbinare con dei piatti salati e quindi fare parte di un antipasto piuttosto che di un secondo piatto, accompagnato da un ottimo bianco siciliano. Meglio di questo non può esserci nulla, credetemi. Luigi, grazie. È stato un vero grazie piacere, ancora. grazie Salvatore, Nicola. grazie. E ovviamente il raccolto di Isola Verde è questo, soltanto la grande qualità, soltanto le cose belle di Sicilia.